Martedì 5 settembre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Da Angelo Gagliano. Allora, oggi parleremo della Madonna di Ognina che venerdì sarà svelata. Incontreremo poi uno dei fondatori di un'azienda olivettiana, cioè un'impresa che pensa più che al profitto, a chi fa il profitto, chi lavora lì dentro. E poi saranno nostri ospiti Matranga e Minafò, che sono protagonisti del film Gli Attassati. Ma prima di tutto vi vogliamo raccontare una storia a lieto fine, nella quale siamo in parte anche protagonisti, ma soprattutto l'attore Mario Incudine, che è stato per primo a denunciare la vendita di gadget, di paccottiglia che inneggia alla mafia nei traghetti siciliani. Noi abbiamo fatto anche un servizio di denuncia di questo fenomeno e adesso l'assessore regionale Aricò ha detto che saranno vietati questi prodotti nei traghetti perché ledono l'immagine della Sicilia, e quindi sono immediatamente intervenuti gli uffici della regione presso Caronte Tourist per chiederne la rimozione. Fateci sapere se questo poi avviene effettivamente. Adesso passiamo al severo monito dell'arcivescovo di Palermo Lorefice dopo lo stupro di gruppo al Foro Italico. Ogni giovane donna è Rosalia, un nuovo anatema da parte dell'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice proprio nel giorno in cui la città celebra la patrona Santa Rosalia. Il riferimento dell'arcivescovo è alla ferita ancora aperta dello stupro di gruppo del 7 luglio scorso. Già ieri sera, nel corso della chianata verso il santuario di Monte Pellegrino, Lorefice aveva detto: se viene violentata una giovane donna è come se stessimo violentando la nostra santuzza. Se oggi una ragazza è violentata, se oggi il Monte Pellegrino è violentato, abbiamo violentato la santuzza, perché ogni giovane ha santuzza, perché ogni via della nostra città è la via della città che Rosalia ha voluto liberata dalla peste. E noi violentiamo la santuzza, la nostra Santa Rosalia, la nostra patrona. E quindi io salgo anche con un cuore che chiede anche perdono, con un cuore penitenziale. Non può essere questa la nostra Palermo. Non può essere questa la nostra Palermo, ha ribadito Lorefice nel corso dell'omelia pronunciata davanti al santuario di Santa Rosalia. Parole forti, dure, un amaro rimprovero verso un manipolo di giovani accomunati dal delirio di onnipotenza virile che si avventa su di lei come fosse carne da preda. Epilogo del fallimento formativo di noi adulti, delle fondamentali agenzie educative, della società. Infine l'arcivescovo ha concluso: non possiamo essere gli amici, i devoti, i concittadini di Rosalia e violentare il suo corpo e la sua casa. Lorefice ha anche urlato il suo sgomento per le vite dilaniate dei nostri giovani presi d'assalto da incauti mercanti di superalcolici e da accaniti spacciatori di crack, venditori di una felicità contraffatta che stravolge i sentimenti, corrode la mente e distrugge i corpi. Un riferimento anche ai recenti roghi che hanno distrutto, fra l'altro, la chiesa che custodiva il corpo di San Benedetto il Moro. In città, nell'aria, ha detto, si respira un'inquietudine e una pesantezza sociale. La celebrazione eucaristica ha chiuso la notte della chianata, che ha visto migliaia di fedeli salire su Monte Pellegrino, lungo la strada vecchia. Siamo devoti, lo facciamo ogni anno. Ogni anno? Sì. Quanti siete? Tutti in famiglia. In realtà è stata l'occasione perché ognuno di noi già normalmente avrebbe rispettato la tradizione. Ci siamo detti: perché non farla tutti in gruppo, dato che siamo già un gruppo, e quindi eccoci perché siamo qui. Noi siamo qui perché è stato un anno molto difficile, anche più di un anno, con i genitori che non sono stati bene, la mamma soprattutto, e c'è in previsione la nascita di un bimbo, quindi la preghiera era che mamma arrivasse a conoscere l'ultimo nipotino in arrivo. Ancora sullo stupro di gruppo al Foro Italico, la protesta delle donne di Palermo non si ferma. Sabato ci sarà un corteo da Piazza Bellini che si concluderà davanti alla Regione. Ponte di Messina, le perplessità del sindaco Basile. C'è un problema di riserve naturali, c'è un problema di sviluppo turistico, c'è un problema di espropri, ci sono diversi problemi, quindi dire che il cantiere si aprirà a giugno 2024 essendo a settembre 2023, per quello che ritengo
credo sia un azzardo, però vedremo insieme come fare, perché il ponte sullo Stretto di Messina voglio dire, ha una forte ricaduta sulla città di Messina. Il sindaco di Messina, Federico Basile, conferma a voce quelli che sono i dubbi e le perplessità che ha messo nero su bianco nella relazione del suo primo anno di sindacatura. Un atto ufficiale nel quale Basile sottolinea come la città di Messina non sia stata coinvolta nei processi di pianificazione ed organizzazione di tutto il sistema ponte, sino ad arrivare alla conclusione che secondo lui il prossimo giugno difficilmente partiranno i lavori per la mega opera, di fatto una smentita alle dichiarazioni sempre più ottimiste che arrivano dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Basile e il suo vice Mondello, che è anche assessore ai lavori pubblici e alla viabilità, già nei mesi scorsi avevano lanciato chiari segnali sul mancato coinvolgimento al tavolo interistituzionale nazionale, ma anche l'intenzione di non voler accettare scelte calate dall'alto, ma di voler essere parte integrante del processo decisionale. Un aspetto che Basile aveva sottolineato all'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, lo scorso 13 luglio, quando i due si sono visti a Palazzo Zanca. Il sindaco di Messina è tornato alla carica e durante una telefonata con lo stesso Ciucci ha concordato un incontro entro una decina di giorni. Non si parlerà di fattibilità o meno, ma solo dell'impatto che l'opera avrà sulla città di Messina per concordare e governare le scelte. Dalla cantieristica alla ricaduta occupazionale a tutte quelle che sono le opere connesse, non le chiamerei neanche compensative perché non c'è nulla da compensare, è un ragionamento che riguarda tutta la città. Altre storie siciliane nella rassegna stampa di Angelo. Eh sì, non solo siciliane in realtà, perché sui quotidiani dell'isola ci sono anche notizie di carattere nazionale, però cominciamo con la Sicilia di Catania, che ha, come vedi, in primo piano, e come possiamo vedere da casa, ancora la vicenda del super bonus 110%, c'è il pressing per la proroga ai condomini. L'ANCE dice a rischio 95.000 interventi in Sicilia, sono in bilico crediti per 707 milioni. Insomma, è ancora un vero e proprio rompicapo il super bonus. Poi c'è la strategia che viene indicata dalla Meloni agli alleati in tema chiaramente di manovra economica, chiede una manovra che non sia in chiave elettorale. E poi, visto che stiamo parlando ancora di politica, Renzi scende in campo con il centro e Scateno De Luca lo sfida. Dunque subito, immediatamente c'è la risposta di De Luca. Ma intanto, venendo invece alle vicende più legate alla nostra isola, il monito di Lorefice, l'abbiamo sentito prima anche nel servizio: ogni donna è Rosalia, fallimento di noi adulti dietro una violenza. Sono le parole dell'arcivescovo di Palermo. E poi c'è il disagio giovanile, adolescenti e suicidi, crescono le richieste di una voce amica. E poi fotonotizia per Terra Mia, vedete, eccolo qui, a Campobello di Licata, un festival promosso dai giovani per urlare il loro diritto di scegliere di restare in Sicilia. Ancora dalla prima pagina della Sicilia qualche richiamo che poi vedremo magari e proveremo ad approfondire nelle pagine interne. Il pentito Schillaci non è più con Inizza, sono dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, e decine di famiglie da giorni sono senza acqua a Catania. Torna di nuovo il tema della mancanza d'acqua. Taormina, i tributi non pagati, il sindaco De Luca va all'attacco. Questa è la prima pagina della Sicilia. Allora andiamo a vedere cosa scrivono all'interno i colleghi del quotidiano La Sicilia. Souvenir, brand mafia, Enrico dice mai più gadget, l'abbiamo detto appena adesso, la decisione dell'assessore regionale. Poi ancora un'altra vicenda che però ha a che vedere con i migranti. Chris Mail, di nuovo orfano, la storia, tolto l'affido alla dottoressa del 118 che aveva soccorso il piccolo migrante la cui madre è morta annegata durante la traversata mentre il padre è rimasto in Tunisia. Questa la vicenda, e si torna sull'orefice: ogni giovane donna è Rosalia, lo stupro e fallimento formativo di noi giovani, le parole di
l'orefice. Siamo adesso alle pagine interne sempre della Sicilia, che non ci dà buone notizie, perché, e lo ritroveremo anche sugli altri quotidiani, bolletta del gas più cara, una stangata da 1.267 euro ad agosto, aumento del 2,3%, i consumatori al governo, bisogna tagliare l'IVA, questa è la richiesta dell'Associazione dei consumatori. Però dall'altra parte pare esserci uno spiraglio, perché con il mese di settembre arriva il lavoro. In Sicilia sono previste 80.940 offerte di lavoro, ma per metà posti non si trovano candidati, quindi c'è il lavoro, ma di questi 80.000, quasi 81.000 posti di lavoro non ci sarebbero candidati per questi posti di lavoro. E poi invece parliamo di sanità, che è un altro dei problemi della nostra regione. A proposito di prevenzione, c'è una farsa: per un esame mi hanno rimandato ad aprile del 2024, si parla delle liste di attesa, in attesa della riunione della regione con le ASP, utenti inferociti, non ho i soldi per andare dai privati. Questa è la situazione. Intanto però, sempre su questo tema, l'ospedale Cannizzaro prende il via il piano per l'abbattimento delle liste di attesa. Vedremo come sarà fatto con l'attività di revisione, agende ridotte del 30%, costituita la rete per il recupero delle prestazioni. Insomma, siamo molto indietro per quanto riguarda le prestazioni sanitarie. Poi la città di Catania con la cronaca, i paninari fuori orario, 13 sanzioni a lungomare, stazione e anche piazza Galatea. Grande attenzione sul rispetto del suolo pubblico nella zona della Movita. Quest'estate 80 multe per violazione. Queste le operazioni che sono state fatte in città. Abbiamo parlato proprio di Taormina e De Luca torna a tuonare. Basta con l'evasione dei ricchi. Il sindaco annuncia l'arrivo di 25.000 avvisi di sollecito e poi dice: ci sono alberghi che devono versare 200-300.000 euro solo di acqua. Questo è quello che il sindaco De Luca ci fa sapere. Continua il suo tentativo di risanare evidentemente i conti del comune. Siamo sulla edizione di Palermo di Repubblica, che parla del malcostume, diciamo così, di non indossare il casco, drammi e costi, gli incidenti pesano 50 milioni, non solo morti e feriti, le conseguenze economiche e sociali dell'emergenza stradale in Sicilia, ricoveri, assistenza ma anche inabilità al lavoro, e i soldi di prevenzione restano sempre nei cassetti. Continua ancora Repubblica, che poi sottolinea come le donne ritornano in piazza contro gli stupri, come già abbiamo anche ricordato e annunciato. Si torna a parlare ancora dell'orefice dell'arcivescovo, condanna da Palermo la Palermo violenta, fiamme e abusi, vittime anche Rosalia. Ma intanto si parla anche di migranti, perché nel centro di Pian del Lago i rimpatri, c'è un boom dove si attende per i rimpatri, c'è un boom di psicofarmaci e la procura adesso alza la guardia, pare che insomma siano sedati i migranti. Pagine interne per leggere qualche approfondimento. Vedete, a proposito di chi non indossa il casco, non solo morti e feriti, gli incidenti senza casco costano 50 milioni, abbiamo detto il perché. C'è un allarme sicurezza sulle strade dopo il dossier, la Regione rende noti i dati sull'impatto di drammi e malattie sull'apparato ospedaliero, un terzo degli scontri caduti riguarda le due ruote, proprio i motorini. Ma sul tema della violenza, degli stupri, continua la protesta, le donne alzano la voce. Sabato ci sarà un nuovo corteo, c'è stata una affollata assemblea per lanciare le prossime iniziative anti-abusi. E sempre sulle pagine interne di Repubblica, come abbiamo visto dalla prima pagina, i migranti come automi trattati con il sonnifero, si accendono i riflettori su Pian del Lago. Partito Democratico e Sinistra Italiana annunciano 2 interrogazioni parlamentari, l'Arci sul piede di guerra, anche la procura ora interessata a questo a Caltanissetta, a Caltanissetta, Pian del Lago, centro di accoglienza. Cioè gli danno i sonniferi per tenerli buoni, per tenerli tranquilli e buoni. Poi siamo sul Giornale di Sicilia, si parla anche qui di
di sanità, la maggioranza è divisa, a vuoto il primo vertice del centrodestra dopo le ferie, niente di fatto per la nomina dei nuovi manager di ASP e ospedali, restano i paletti di Lega e del Movimento degli Autonomisti su 2 elenchi idonei. Questo è quello che scrive stamattina il Giornale di Sicilia. E dopo Agrigento, organici sguarniti, i medici argentini sono in arrivo pure a Trapani, quindi abbiamo una carenza anche di medici. Sull'orefice stupri, incendi, sono violenze a Santa Rosalia, e intanto c'è l'allarme di Frontex, gli sbarchi aumenteranno, quindi dopo un momento un po' di tregua si tornerà di nuovo ad avere questi sbarchi dal Nord Africa. Super bonus, ipotesi di proroga a chi ha finito almeno il 60% dei lavori, e anche qui il gas e le bollette più salate del 2-3% dal 1° di agosto, e poi si parla di scuola. L'autunno è già cominciato. Comincia veramente male questo. Con anticipo. E poi la scuola, meno alunni e più professori precari. Questa è la fotografia della scuola in Sicilia con il Giornale di Sicilia. Siamo alla Gazzetta del Sud, anche qui i manager della sanità, centrodestra è diviso, accordo sui commissari che traghetteranno le ex province verso le urne. In Sicilia la coalizione di maggioranza non trova l'intesa sulle nomine. Poi un focus sulla città di Messina, perché oltre il 26% delle case non è utilizzato. Questo è quello che scrive stamattina l'indagine, e viene fuori questo dato dalla classifica del Sole 24 Ore sulle città capoluogo. Questo è quello che scrive la Gazzetta del Sud. Ci fermiamo qui per la rassegna stampa siciliana, tra poco i quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Martedì 5 settembre riprendiamo Buongiorno Sicilia con la rassegna stampa con il nostro Angelo Gagliano. Allora, dalla rassegna stampa, con la rassegna stampa ripartiamo purtroppo da un altro femminicidio, perché stavolta a Roma, uccisa a coltellate, sono sospetti su un ex, si stanno facendo delle indagini, però il caso porterebbe all'ex compagno. Allora, poi le altre notizie, quello che è accaduto in Piemonte, i treni, i lavori, l'allarme a vista, vi avviso e voi scappate. Questo era il sistema per dare praticamente l'allarme. Nell'epoca del digitale ai livelli massimi e dell'intelligenza artificiale se lo dicono a voce. Oh! Questo è quello che sta venendo fuori praticamente dall'inchiesta. Poi l'accordo sul grano non c'è, siamo per la guerra in Ucraina, Putin dice intesa solo se l'Occidente toglie le sanzioni, per Kiev impossibile negoziare a queste condizioni. Poi PNRR, accelerata la trattativa, c'è la trattativa sulla quarta rata e anche la revisione, i nodi del super bonus, il piano per i redditi bassi, e poi il Papa è tornato a parlare della Russia e ha spiegato quella che era la sua, è stato frainteso quando ha parlato. Da Zelensky, sì. È la sua cultura che va difesa, non quello che sta facendo in questo momento e questo, questo imperialismo che mette in atto la Russia. Poi le vicende che riguardano le prossime europee, Renzi in corsa, lancio il brand Il Centro, questo è il programma di Matteo Renzi. Siamo adesso sulla prima pagina di Repubblica, che ha un'apertura intanto in alto su Ustica, sparito l'archivio dei trasporti, scomparse le carte degli anni della strategia della tensione e delle versioni. Questo è gravissimo, perché non riguarda soltanto Ustica, che è già di per sé molto serio, ma riguarda tutti gli anni della strategia della tensione, una cosa incredibile. All'interno poi Repubblica va ad approfondire questo tema. Il super bonus è per pochi, la manovra ad ostacoli, conti a rischio, deficit oltre il 3,7%, sono l'incubo del Premier Meloni, la linea del Tesoro è tagliare per evitare scontri con Bruxelles. Intanto la Corte dei Conti tedesca sta criticando Scholz e i bilanci truccati del governo. È la Corte dei Conti tedesca, non quella italiana, attenzione, la notizia viene ripresa da Repubblica. Poi il ricatto di Putin sul grano,
prima tolgano le sanzioni. E poi il Papa che dice basta viaggi, potrebbe farli Giovanni XXIV, Prossimo perché Papa. è stanco il Santo Padre dei viaggi. Siamo sulla Stampa, noi sui binari, schiavi della fretta, il virgolettato, la tragedia di Brandizzo, il PM sente gli operai, Landini, basta vittime del profitto. Questo è il leader della CGIL a parlare. Il super bonus, c'è la stretta, aiuti solo ai redditi bassi. E sul PNRR Fitto non convince l'Unione Europea, dubbi sulla riforma della giustizia e anche sugli appalti. Ma intanto si parla anche del vertice Putin-Erdogan per sbloccare il grano, prima vanno abolite le sanzioni a Mosca, dice Putin. Il Papa: non difendo l'imperialismo russo, ma la loro cultura non va cancellata. Queste sono le parole del Papa. E poi la foto, notizia per tornare al femminicidio, l'esecuzione di Rossella, il grido che nessuno vuole ascoltare. Roma, infermiera coltellata mentre rientra a casa, l'ex in questura per gli accertamenti e per evidentemente I sospetti che sono su di lui. Siamo sul Messaggero. Medici, gli aumenti in arrivo, e qui abbiamo completamente cambiato tema e argomento. Accelerazione sui 290 euro in busta in più, resta il nodo sul tetto alle ore di straordinario. La sanità, fisco e ministeri, via 70.000 assunzioni, corsia veloce per i concorsi legati alla PNRR. Queste sono le novità che vengono in questo momento segnalate dal Messaggero, e che torna Quotidiano di Roma. Chiaramente Rossella coltellato sull'uscio di casa, l'assassino ha infierito sull'infermiera che lascia 2 figli. Che tristezza, mamma mia. Ormai ogni giorno c'è una notizia di questo tipo su femminicidio. Il Daspo urbano ai giovani violenti, le misure al Consiglio dei Ministri. Dopo Palermo e Caivano, spinta dell'esecutivo, serve un segnale forte, la stretta anche sulle armi. Queste sono le intenzioni. E poi c'è Telefono Amico che lancia un allarme che abbiamo visto anche sulla Sicilia. C'è un allarme suicidi tra i ragazzi, più 37% le richieste di aiuto. Molto grave questo dato. E questo è da attenzionare. Siamo sul Quotidiano, il Fatto Quotidiano, che ha un titolo particolare: super bonus, super balle per coprire la manovretta. La legge di bilancio è senza soldi per altri motivi. Questi, cioè, loro dicono è colpa del super bonus, non è vero. Dice il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano. E poi si parla di una vicenda che arriva dalla Puglia. Il numero 2 dell'antimafia candida a Foggia un parente del boss. Questo lo rivela il Fatto Quotidiano. Forza Mafia. E poi ancora Forza Italia boccia il disegno di legge Nordio sulle intercettazioni ai clan. Ancora notizie chiaramente dal Fatto Quotidiano. Siamo sul Giornale perché ha una notizia un po' diversa che però un po' tutti trattano all'interno. In prima pagina Italia Saudita. Che cosa significa? Perché Saudita? E perché si va verso una partnership fra il governo italiano e Riyadh sugli investimenti. La svolta strategica di Bin Salman e la partita di Expo 2030. Queste sono affari geopolitica, come scrive per l'appunto il Giornale. Tajani dice più vicini alla Cina, oltre la via della seta, che sappiamo l'Italia non perseguirà più. Non gradisce più. Poi la svolta di Renzi, perché fonda il centro e si candida alle europee, sbarramento dal 4 al 3%, si sta trattando per abbassarlo? Per abbassare la soglia. Questo è interessante, certo. L'allarme bollette crescono ancora, oltre 1.900 euro di nuovi rincari, quindi da 1.600 siamo passati a 1.900. Noi avevamo lanciato l'allarme 2 o 3 giorni fa dicendo 1.600 euro. Stavolta si va a 1.900, quindi crescono questi dati. Conti truccati, Germania imbrogliona. Lo certo. stile libero, il governo tedesco smascherato dai suoi giudici. Il deficit reale di Berlino schizza da 17 a 86 miliardi.
altro che rigore teutonico. Questo è il titolo stamattina sul Libero. Coi soldi del super bonus ristrutturati 6 castelli. Vabbè, si denuncia come siano stati utilizzati questi soldi. Renzi si candida in Europa e lancia il suo nuovo centro. E poi chiaramente c'è ironia, i sondaggi democratici delusi, effetto Schlein, il centrodestra vola ancora, in base ai dati di questo sondaggio in possesso di Libero. Cos'è l'ennesimo delirio? Rulage Breal. Tutti gli stupri sono colpa della destra. Questo è quello avrebbe che detto avrebbe detto. Rulage Breal. E per questo insomma si parla di delirio. Adesso siamo su Avvenire. Avvenire come sempre ha titoli che fanno riflettere, che invitano alla riflessione. Dialogo per la pace. Il Papa torna dalla Mongolia elogiando la sua politica del terzo vicino. Con la Cina rapporto molto rispettoso, la grande Russia pensava alla cultura, non all'imperialismo, dice il Papa. È evidente che il Papa non possa pensare che è questo, è evidente. E poi super debito da super bonus, ma si pensa ad una proroga e morti sul lavoro, basta, subappalti, si scrive sul quotidiano stamattina, sul quotidiano Avvenire. Abbiamo il tempo per un paio di prime pagine, vediamo subito intanto il piantagrano, riferendosi a Putin e questo mancato accordo per il momento sul grano. Bello questo titolo. Questo è davvero piuttosto esaustivo. E poi rimpatri per gli stranieri in cella, l'emergenza carceri nei penitenziari italiani, il 31% dei detenuti è di altra nazionalità. Del Mastro dice: con il piano Mattei velocizziamo i rientri in patria di chi sconta la pena da noi, contro il sovraffollamento un investimento da 84 milioni per 8 nuovi istituti. E poi troppi lupi in Europa, l'Unione Europea rivede le regole per la protezione. Senti i lupi che dicono: da mo' che lo dico che ci tocca uscire dall'Europa. E poi insomma, Osho colpisce ancora. Infatti, chiudiamo qui stamattina la rassegna stampa nazionale. Benissimo, grazie Angelo Gagliano, facciamo una breve pausa e poi affronteremo il primo argomento, la Madonna di Ognina. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia con due ospiti che salutiamo con molto piacere: Don Angelo Mangano, parroco del santuario Santa Maria di Ognina a Catania, Nino Testa che è il presidente dell'associazione Comitato dei Festeggiamenti per la Madonna di Ognina. Benvenuti, grazie di essere con noi. Grazie. La festa è già cominciata, ma il clou, diciamo, il centro delle iniziative è in programma per venerdì 8, quando ci sarà la svelata della Madonna. Qui a Catania lo sanno quasi tutti, ma siccome ci ascoltano non solo a Catania, grazie al cielo, ci vuole descrivere di che si tratta? Sì, ovviamente nella ricorrenza della Natività della Madonna, l'8 settembre, celebrata in tante parti del mondo della cristianità, c'è questo segno particolare per gli ogninesi. La svelata, il termine è quello del svelare, del farsi vedere di questa antica statua della Madonna rifatta, risistemata dalla fine dell'Ottocento. È una statua che è stata realizzata a Parigi dai pescatori dopo che praticamente era successo che la vecchia statua, per motivi di ceri che avevano lasciato la sera prima per la festa, portò a incendiarsi. Però, quindi l'hanno rigenerata. Sì, è stata con le stesse sembianze, con le stesse realtà dell'antica statua fatta. Sembra che l'autore sia un monaco cistercense che l'abbia ma che bellezza realizzata. E poi quel giorno... questa statua ogni anno per l'Assunta viene posta dietro l'altare, esattamente dietro il tabernacolo, per questa attesa di venire a salire sull'altare con un meccanismo che i pescatori
ecco, i pescatori hanno ideato per farla salire piano piano e così si svela al popolo. È un momento molto emozionante perché ovviamente sembra quasi un momento che, pur vedendo questa statua nell'arco dell'anno, è come se non la vedessero da un anno, no? Perché è un appuntamento della festa della mamma. Ecco, guardate che bella immagine. Il comitato è una tradizione antica a Catania. Il comitato è una tradizione antichissima perché Ognino prende un borgo marinaro, quindi fin dalle origini, quindi secoli fa, c'è in questa voglia di festeggiare la devozione della Madonna. Gli ogninesi pescatori in qualche modo si sono sempre radunati, preparativi che iniziano già da mesi perché c'è una fibrillazione che coinvolge tutta la borgata e quindi si è tramandata da padre in figlio una tradizione che ad oggi cerca di portare comunque avanti questo. Lei è il presidente del comitato Io sono presidente del comitato da qualche mese, da un po' di mesi, dal mese di maggio. Ogni 2 anni si rinnovano le cariche sociali, ma realmente faccio parte del comitato dall'età di 15 anni, quindi praticamente sono nato quando ancora da piccolo seguivo mio padre nelle organizzazioni dei festeggiamenti. Quel giorno poi, padre, si accendono le luci, c'è un momento di particolare intensità, anche di partecipazione, di devozione. Sì, è un momento particolare di attesa perché sì, la festa in questi giorni già ha portato dei preparativi. In modo particolarissimo la sera prima realizziamo anche un momento di preghiera nel borgo stesso, dal mare, dalla spiaggetta di Piazza Ognina. Si riproduce un pochino con un brano della parola di Dio la scena in cui il Signore invita sulla barca i pescatori a seguire un pochino l'annuncio nuovo del Vangelo. Ecco, ci sono anche alcuni di loro, alcuni del comitato stesso di pescatori che personificano i discepoli di Gesù sulla barca e poi dal largo scendono e si crea questa esperienza di preghiera fino alle porte della chiesa, nell'attesa proprio dell'8 mattina. Tutto ruota attorno al giorno 8 perché poi, oltre ai vari momenti celebrativi del giorno della festa con le messe che quest'anno, come negli ultimi anni ho voluto, sono celebrate da sacerdoti che sono i sacerdoti, i parroci di diverse altre parrocchie dedicate alla Madonna a Catania e in provincia. E vengono sì. Quest'anno addirittura un fuoriprogramma. Avremo con noi anche durante la messa delle 19 della sera il novello nunzio apostolico in El Salvador, Monsignor Roberto Luigi Cona, che è cresciuto all'interno anche di questa esperienza di festa, quindi la conosce da quando si preparava al sacerdozio. L'indomani, sempre il sabato successivo, al giorno 8, ecco che c'è una prima esperienza, potremmo dire, che prende il largo. Prima ancora di celebrare sul territorio, questa festa, essendo stata la festa della Madonna dei Pescatori, la Madonna del Mare, apre una processione a mare che dopo aver celebrato, presieduto il nostro arcivescovo, il pontificale nel pomeriggio, percorre tutto l'ambito della nostra... Vediamo quell'immagine proprio di cui sta parlando adesso Donna Magaro, è proprio quella che abbiamo... Sì, ecco, è questa qui. Questo è proprio la processione di barche che, uscendo dal porto, ha un primo momento di ricordo, di memoria di coloro che sono caduti per mare o per motivi di lavoro, per motivi... Sarà il sindaco, ecco, quest'anno, il novello sindaco, il sindaco Trantino parteciperà anche lui a mettere la corona di alloro in ricordo. Avviene sempre a largo quasi del porto, un po' all'altezza del nautico come istituto, perché là sotto in profondità c'è un altare dedicato alla Madonna per questo. E poi un po' il percorso della scogliera con i vari saluti, accoglienza dei lidi.
Negli ultimi anni questa processione ha voluto anche avere un momento di incontro, di comunità con le comunità marinare di Aci Castello e di Aci Trezza. Ah, bellissimo. Quindi, come dire, c'è una sì, compartecipazione. E questa è la Madonna dei pescatori, ma ormai non è più soltanto questo, è molto di no, più. sicuramente non è più la Madonna dei pescatori di Ognina, ma è la Madonna della città e della provincia e della Sicilia, perché c'è grande devozione e tanta gente viene da tutte le parti della Sicilia, quindi ogni anno diventa un appuntamento, un luogo in cui tanta gente, ma anche gli stessi ogninesi che negli anni sono andati fuori per lavoro, prendono appuntamento. Quindi c'è gente che ritorna. Sì, perché la festa di Ognina da sempre per noi è come se fosse una delle feste canoniche, la Pasqua e Capodanno, quindi nei giorni di festa ci si raduna, si pranza insieme, è un momento di convivialità in cui tutte le famiglie si riuniscono e creano questo momento di aggregazione. Una devozione a cui lei era, mi permette, immagino abituato sin da piccolissimo. Ma io sono nato in questa tradizione e chiaramente è una devozione, è una tradizione che è parte di noi stessi. Cioè, ogni bambino quando nasce viene consacrato alla Madonna, viene innalzato, la gente aspetta per la processione in mare e anche lungo le strade il passaggio della Madonna quando nascono dei bambini, proprio per innalzare, per offrire, per ricevere la benedizione della Madonna. Bellissimo. Sono momenti particolari, momenti di profonda commozione, di intensità. Beh, sarà bellissimo poterla seguire, chi potrà farlo. Naturalmente vi ricordiamo il momento principale, l'8 settembre e il 9, così come ci hanno raccontato Don Angelo Mangano e il presidente del comitato Nino Testa. Grazie per essere stati con noi, grazie a voi. Grazie per averci dato anche queste informazioni che ci riempiono un po' di... Vi aspettiamo tutti con questo riferimento della mamma di tutti. È molto bello tutto questo, grazie. Facciamo una breve pausa e poi toccheremo un altro argomento. State con noi, buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con tempo variabile sulle regioni settentrionali. Cieli infatti a tratti nuvolosi e qualche locale disturbo interesserà la Calabria e la Sicilia, altrove invece sole prevalente. Come dicevo, qualche fenomeno sparso interesserà la Sicilia, specialmente i settori settentrionali della regione. La ventilazione a tratti sostenuta con mari da molto mossi a localmente anche agitati, temperature che di conseguenza saranno in lieve calo di qualche grado, con valori massimi che si aggireranno intorno ai 27-28 gradi. Aumento dell'instabilità nel corso della giornata di mercoledì con fenomeni sparsi che potranno essere localmente anche a carattere temporalesco. La ventilazione è ancora forte con mari localmente anche molto agitati e specialmente al largo. Temperature che saranno in ulteriore lieve calo di qualche grado e specialmente nelle aree non soleggiate. Ulteriori dettagli ed approfondimenti come sempre sull'app di Trebi Meteo. Aito, è il nostro cofondatore di Aito è Davide Pisasale, benvenuto, buongiorno. È un'azienda giovane ma diciamo molto sprint, molto dinamica, che sta avendo successo e di cui vogliamo parlare. E poi perché è ispirata a un modello che è un modello diciamo tra i più significativi della cultura industriale italiana, il modello olivettiano. Ma ci arriviamo, prima di tutto, ma è vero questa cosa del dato è 3.000 euro se uno torna in Sicilia e 3.000 se uno che vive, se segnali un talento lontano dall'isola, guardi che arriveranno migliaia di richieste, stiamo attenti. Come funziona? Confermo, è un benefit che abbiamo aggiunto da pochissimo perché abbiamo proprio parte della nostra strategia per welfare dei dipendenti è quello che abbiamo stipulato un contratto nazionale di secondo livello che è uno strumento potentissimo che purtroppo è poco conosciuto all'interno del panorama imprenditoriale soprattutto locale, dove abbiamo definito tutta una serie di benefit per i nostri dipendenti, tra cui questo qui, appunto 3.000 euro di rientro, quindi direttamente cerchiamo di incentivare un pochettino i giovani a rientrare in Sicilia, ma ancora più bello questo è il passaparola di rientro. Se tu ci suggerisci qualcuno che conosci, perché sappiamo tutti che abbiamo tutti amici che vivono a Milano, Torino, centro nord Italia in generale, se tu ci suggerisci qualcuno che vuole rientrare, tu che l'hai suggerito prendi anche il bonus di rientro. Ma scusi, quanti milioni di dipendenti avete? Abbiamo un organico di circa 60 persone, quindi quasi 60 e da poco dipendenti. ci siete? Ci siamo da 6 anni.
siamo partiti da zero, l'azienda è stata fondata da me e mio fratello, noi due siamo dei rientri, nel senso che mio fratello lavorava a Milano, dopo la laurea all'Università di Catania è andato via come molti che purtroppo sono quasi costretti ad andare via. Io vivevo negli Stati Uniti, sono stato 4 anni a Chicago, facevo un ingegnere meccanico, quindi un altro lavoro, poi dopo un anno in giro per l'Europa sono rientrato anch'io e con mio fratello ci siamo seduti e abbiamo detto perché non proviamo ad avviare qualcosa imprenditoriale che possa avere un impatto positivo sul territorio. Si chiama AITO l'azienda, tanto per non fare pubblicità, e fate coding, che cos'è? Lei che è americano. Allora, siamo nel mondo, per spiegare un pochettino cosa facciamo, siamo nel mondo del digital come diciamo settore, ci occupiamo quindi di software. La cosa bella è che lavoriamo, più della metà del fatturato viene fuori dall'Italia, quindi lavoriamo principalmente in Europa, Germania e Svizzera, stiamo mettendo le basi per poter aprire un ufficio negli Stati Uniti perché chiaramente cerchiamo di sfruttare anche la mia esperienza pregressa, perché l'idea è quella di fare una factory di sviluppo qui a Catania, cioè quello che stiamo facendo, lavorando da remoto, e questo è il bello del digital che ti permette un pochettino di staccarti dall'essere in presenza dai clienti e lavorare da qui, creare una factory di eccellenza che possa lavorare in Europa. Ma è una sartoria digitale, che vuol dire? Cioè, ce lo spiega chi è che non è addetto ai lavori? È giusto. Allora, sartoria digitale nel senso che ci sono 2 elementi. Uno, il fatto che noi lavoriamo con i giovanissimi, quindi cerchiamo di intercettarli quando sono ancora all'università oppure addirittura quando stanno per diplomarsi, e poi abbiamo tutto un percorso di inserimento, quindi seguiamo i giovani, li inseriamo, gli insegniamo a lavorare e quindi gli facciamo formazione, una formazione continua che poi dura nel tempo, quindi questo è il primo ingrediente. Il secondo è che noi verso i nostri clienti facciamo dei tipi di progetti, si dice custom, no? Personalizzati, cioè noi ci chiamano come una boutique, no? Dove su misura, quando hanno bisogno di qualche progetto su misura. Ovviamente se stiamo parlando di grossi progetti, le grosse di che genere? Tanto per fare degli esempi. Noi lavoriamo, aggiungo un altro inglesismo, siamo system integrator, si dice così. Nel senso che all'interno delle grosse piattaforme software, come per esempio quelle che hanno le banche, che è il nostro diciamo settore di riferimento, ma come può essere quella della pubblica amministrazione, no? Che ovviamente utilizzano delle grosse e complesse piattaforme software, noi ci inseriamo lì dentro e andiamo ad integrare dei software oppure ad aggiungere delle nuove funzionalità, e questo è il nostro lavoro principale. Quindi potenziate ciò che è già in atto sostanzialmente, ma con gli strumenti di cui oggi possiamo disporre. E i vostri dipendenti hanno una sessantina, adesso a parte gli scherzi, prima dicevo milioni, immaginavo, ma sono giovani siciliani? Sì, sono tutti siciliani, principalmente area Catania, però qualcuno anche da Palermo e Messina, che sono le nostre 3 province di riferimento, ovviamente per il software in base all'università. Devono avere la laurea? No, abbiamo anche diplomati, in genere sono ecco, un'altra cosa interessante è questa, si stanno diffondendo tantissimo le coding schools, dove vai anche senza una laurea e nel giro di 6 mesi impari a sviluppare, e questo è uno strumento interessante perché prima si aspettavano sempre i laureati per prendere dei softwareisti, adesso non serve la laurea, basta andare in una di queste school che molto spesso sono gratis, questo è interessante, o comunque costano poco, e poi noi li prendiamo anche da queste coding schools. Poi ci deve dare l'indirizzo online, perché sicuramente mamme e genitori che sono all'ascolto gireranno queste informazioni ai loro figli. Ma volevo dare un'informazione utile anche per il nostro fisco. È vero che fatturate 2,5 milioni di euro? Sì, quest'anno complimenti! Ma siamo in crescita costante, cresciamo del circa 20-30% anno per anno. Diciamo che il nostro settore chiaramente è un settore in crescita, quindi certe volte dico siamo condannati alla crescita, no? Dobbiamo per forza crescere, e poi lavorando con i giovani si capisce che si tratta di un progetto a lungo termine. Quindi le faccio la domanda che mi tengo dall'inizio della nostra conversazione. Un'azienda olivettiana, ma che c'entra Olivetti con la sua visione straordinaria di rispetto nei confronti dei lavoratori, non soltanto del prodotto naturalmente e non tanto del profitto, con il digitale? Cioè, a quei tempi non c'era, quindi... È vero, è vero. Allora, noi della parte olivettiana ci piace la visione imprenditoriale, nel senso che diciamo, uno dei pilastri di Olivetti, che poi diciamo, si basava anche su questa branca dell'economia che è l'economia civile,
diceva che le aziende, l'unico diciamo, obiettivo delle aziende non può essere il profitto, ma deve essere avere un impatto nel territorio dove operano. Allora noi seguiamo questo, la nostra mission è proprio quella di avere un impatto positivo sul territorio. Fin da quando siamo nati ci siamo posti questo obiettivo. Ad oggi per esempio non abbiamo mai distribuito utili, cioè l'azienda nei 6 anni ha fatto molti utili ma che sono sempre stati reinvestiti in azienda, e questo è per esempio un elemento importantissimo. E poi il fatto che lavoriamo con i giovanissimi, li andiamo a intercettare all'università, li formiamo, perché poi non è solo una questione di prendere i giovani, è prenderli e poi accompagnarli e inserirli nel mondo del lavoro, insegnargli le skills per poter andare a lavorare su progetti importanti a livello europeo. Ricominciamo da capo. Siete di Catania, a Catania? Sì, siamo. Allora, la domanda è questa, senza retorica. Non è impossibile fare le cose più avanzate come fate voi dalle nostre parti? No. Non è impossibile, anzi devo dire c'è un fermento proprio nell'ambito digital, ci sono tantissimi giovani imprenditori a Catania, ce ne sono sempre di nuovi, ci sono tantissime realtà interessanti, manca l'ecosistema, ma questo secondo me... E che cos'è l'ecosistema? Allora, l'ecosistema è il fatto che queste tante aziende che stanno nascendo possono fare rete per poter partecipare a gare più importanti e poter diciamo, moltiplicare l'impatto sul territorio. E perché non si fa rete? Sarebbe utile a tutti, no? Assolutamente sì, purtroppo manca l'ecosistema sia in ambito digital, quindi per l'imprenditorialità giovanile sul digital, ma anche nell'ambito innovazione e startup. Però voglio essere ottimista perché vedo veramente un'energia nuova e secondo me si arriverà anche a ricreare questo ecosistema. Non ho dubbi, perché visto come dire, il vostro ruolino di marcia che non ha ostacoli, arriverete anche a questo, poi ci dovete informare di questo, perché questo significherà un ulteriore passo avanti anche proprio non solo per la nostra economia ma per la nostra cultura, io direi. È vero o no? Sì. Anzi abbiamo un ruolo secondo me proprio in Sicilia importantissimo, e se posso aggiungere, la Sicilia ha un vantaggio enorme che è l'infrastruttura digitale. Abbiamo l'infrastruttura, siamo carenti in tantissime infrastrutture, c'è l'infrastruttura digitale in Sicilia. Catania è tra le prime città coperte dalla fibra ultraveloce, la regione Sicilia è la prima con la fibra 1000, quindi siamo nelle classifiche al top sull'infrastruttura digitale, la dobbiamo sfruttare per esempio facendo questo. Cioè noi abbiamo ritardi in altre cose che magari vediamo, queste che non vediamo, in realtà siamo più avanti, è così. Esattamente. E questo grazie a cosa? Come sta allora, un po' lungimiranza delle politiche? Allora sì, da un lato per fortuna, dall'altro anche la posizione geografica. Ci troviamo praticamente al centro proprio per le fibre oceaniche e africane, quindi passano dalla regione Sicilia, questo ci ha permesso di essere poi di intercettarla, sì, ed essere poi tra le prime regioni in Italia ad essere... Fantastico. Ogni volta io mi incuriosisco e chiedo, ma come vi è venuto in mente? Scusi, anche a lei faccio la domanda. Bellissima. Cioè, AITO, che vuol dire? Allora, AITO c'ha un forte riferimento... HO, esatto. Il sito è aito.it, sempre per non fare pubblicità. Giusto. E come si pronuncia? Aito, sì. Allora, forte riferimento territoriale perché Aito è una delle possibili origini etimologiche della parola Etna, dal greco antico Aito, Aitne, Etna. Grandioso. Quindi significa io brucio in greco antico. Io brucio, che poi in realtà è modernissimo, cioè come dire... Sì, è vero, sembra un nome molto moderno, poi invece è greco però antico. Radicato nelle proprie origini. Beh, questo complimenti veramente. Che altro vedevo chiedere? È vero che godete di atteggiamenti del fisco benevoli? Sgravi fiscali? Questo sì, gli sgravi fiscali ci sono ed è importante saperlo, e questo è anche un messaggio che passo agli altri imprenditori o altro inglesismo, wannabe entrepreneur, cioè chi si vuole un po' approcciare al mondo dell'imprenditorialità. Ci sono tantissimi sgravi per chi assume i giovani in Sicilia, ci sono sgravi su tutti i dipendenti in Sicilia, è diciamo un incentivo per poter fare imprenditorialità in Sicilia. No, questo lo dico perché adesso facciamo un po' di retorica, ma scherziamo, cioè altro che nero, si possono fare cose di livello avendo anche un trattamento di maggiore rispetto, godendo di un trattamento di maggiore rispetto anche da parte del fisco, come è giusto che sia. Davvero tanti complimenti a Davide Pisatale, bocca al lupo per il vostro lavoro e buon lavoro ai suoi colleghi e poi quelli che ritorneranno, fateci sapere, 3.000 euro se torni in Sicilia e altri 3.000 se segnali qualcuno che potrebbe tornare. Secondo me avrete un sacco di nuovi clienti adesso. Grazie davvero, buon lavoro. State con noi tra poco gli Attassati, Matranga e Minafò. Buongiorno Sicilia.
Buongiorno Cecilia, un attimo fa parlavamo di tasse, parlavamo di vantaggi fiscali ed ecco allora gli attassati Matranga e Minafò che sono qui con noi collegati. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Ecco, in due luoghi separati, ognuno per i fatti suoi, giusto? Sì, io ho provato a dormire a letto con Minafò e sua moglie, però poi lui sceglie me al posto di sua moglie, quindi forse non è il caso. Va bene, loro sono protagonisti in un nuovo film dopo il successo di Un pugno di amici che si chiama appunto Gli Attassati, diretto da Lorenzo Tiberia, prodotto da Lunta Film, Social Star, scusate, Vision Distribution. Allora, ci potete raccontare un po' di che si tratta? Già la parola attassati ci fa capire, poi ce n'è un'altra che ci inquieta ancora di più, equitù, che ci ricorda una vecchia parola, equitù. Di che si tratta allora? La storia di due ragazzi che vessati dalle multe di una località assolutamente inventata del sud decidono di farsi di difendersi da soli, rapinando appunto la sede dell'Agenzia delle Entrate. Rapinando l'Agenzia delle Entrate è diabolico e geniale. Vabbè. Continua pure. No, questo è quindi rubando i debiti, solo che provando a rubare i propri debiti, solo che alla fine li cancelleranno tutti, quindi una città assolutamente libera dai debiti, che è la storia che tutti vorrebbero fosse vera. È davvero, è fantastica. È un po' sentiamo che dicono qua. Al massimo c'è il bingo dove qualche vecchia... Non sento? Sì, ma neanche noi sentiamo molto bene, fa niente. Entriamo nella sede di Equitù, rubiamo le cartelle dall'archivio e con noi se ne vanno via i nostri debiti. George Clooney e Brad Pitt. Ma perché io non assomiglio un pochettino a Brad Pitt? Cazzo, non ci avevo pensato. Questi sono i migliori che ci sono sulla piazza. Professor Carollo, sono Tony, quello che faceva lo scherzo che le faceva odorare quel profumo invece era Popper. Tu ci fa odorare lo Popper. No, quello gli piaceva, il problema fu che una volta gli ho bruciato la macchina. Pietro è l'uomo più veloce al volante che abbiamo in paese. Mastro Tano, la metà delle cose in paese. Vabbè, torniamo in diretta. Minafò, ma no, dietro tutto questo, l'ideazione della rapina a Equitù, al fisco, c'è come dire, l'idea di un sindaco di appianare il bilancio comunale, così, è vero? Sì, questo sindaco che deve appianare questo bilancio comunale, un po' come si fa nella realtà, no? Che si fanno un po' di multe, è inutile girarci intorno, lo fanno e come. E quindi noi abbiamo voluto inventare questa storia fantastica per raccontare realmente cosa succede ai cittadini italiani. In fondo questa è anche satira politica, come si dice, vero? Sì. Siamo andati in quella direzione, ecco. Sì, questo sarà sicuramente un film di grande successo, come è stato per Un pugno di amici. Che esperienza è stata quella? Bellissima, no? Un pugno di amici, bella, molto bella è stata, e questa ancora di più perché naturalmente c'è stata un'evoluzione anche per noi, anche nella recitazione abbiamo studiato molto perché tenevamo veramente tanto a questo film, e quindi è stata una bellissima esperienza, devo dire la verità, anche sono tutte belle esperienze cinematografiche, quindi non si possono mettere a paragone, tutte e due belle. Questa è più bella perché più evoluta, siamo cresciuti e ci piace. Certo, sono lontani ormai i tempi in cui facevate i villaggi, facevate Scricchia Summer, è vero? Beh, no, quelli non finiscono mai, continuiamo ad andare, noi continuiamo a fare come sai un sacco di programmi regionali, lavoriamo tantissimo anche con Antenna, con Sicilia Cabaret, che è sempre un successo incredibile, è quello che spinge poi anche il volume dei nostri fan che ci hanno spinto fino al terzo posto in questo momento, siamo quarti in Italia.
Complimenti, che meraviglia, fantastico, davvero complimenti. Ma poi voi come, adesso lo sanno tutti i vostri fan, ma io ho una curiosità, com'è che avete deciso di fare poi, di lavorare insieme, com'è stato? Ci facevamo pena uno con l'altro, insomma eravamo due disastati, senza soldi, così, allora abbiamo detto vabbè dai, facciamo coppia. No, c'è stata chimica subito dall'inizio nei villaggi turistici, poi dopo che è finito il percorso dei villaggi turistici abbiamo deciso di scrivere un po' di cabaret d'autore proprio. Ma infatti perché voi cantate benissimo, è vero, compreso si inzuppa il biscottino, tanto per... è vero. Questo meraviglioso consiglio che diamo a tutti i pensieri, un po' di musica, perché quello dei nostri... Ma come fa? Ce lo volete accennare? Come fa si inzuppa il biscottino? Come fa? Un attimo, come fa? Stasera si inzuppa il biscottino a Palermo. E poi c'è tutto il 2020 in una canzone, com'è? Anche quella? Il 2020 in una canzone era bella. Made in Sud vi ha dato un po' la fama nazionale, no? È stato Made in Sud. Made in Sud, mi sentite? Dico, Made in Sud è stato un po' il... rispondi tu. E non so se ci sei. Io a volte salta, Manu, quindi ogni tanto... Sì. Allora parliamo di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino. Che esperienza è stata? Bella, no? Vi siete divertiti? Quella è bella perché si incontrano un sacco di amici, è proprio divertente giocare con tutti quegli amici che magari rivedi proprio in quelle occasioni. È uno dei programmi più divertenti che ti può capitare. Infatti lo facciamo sempre con molta felicità, ecco. Bello questo. La vostra ispirazione cos'è? L'osservazione della realtà, perché se parliamo di tasse a tassati non c'è, cosa fate? Vi mettete lì e ragionate insieme quando passate una giornata insieme e dite però si potrebbe fare. Come funziona? Ma noi infatti ci definiamo più che dei comici, come al solito, dei creativi, ecco. A noi ci piace tantissimo trovarci a casa e avere delle idee che poi diventano realtà. Forse è la cosa che più ci piace e che più ci movimenta a fare delle cose, ecco. Adesso abbiamo scritto questo film e l'abbiamo portato, l'idea di fare una rapina in Equitalia era bellissima quando l'abbiamo scritta, e farla diventare un film, un lungometraggio è stato bellissimo. E così via, in quelle stanze dove creiamo poi portiamo a termine le idee dell'esperienza più bella. Questa è la cosa più bella. Ma lo facciamo non solo con le idee comiche, lo facciamo anche con le idee imprenditoriali. Possiamo definirci dei creativi, ecco. Sicuramente. Un piacerino che vi chiedo, ma ci fate un pezzetto dell'incidente? Dai, solo un accenno. Com'è l'incidente? No, non l'ho sentito, io non l'ho sentito. L'incidente, ce lo fate l'incidente? L'incidente. Ah, l'incidente? Sì, com'è, dai. Devo lavare l'orologio. Non lavare l'orologio. La fase tipica quando due persone fanno un incidente e stanno per litigare in Sicilia, a Palermo, ma pure a Catania. Dicono sempre queste cose, mi devo lavare l'orologio, come se una persona leva l'orologio e diventa Hulk. Come se diventasse, ma non succede niente. Ma infatti nello sketch sono io quello che dico, mi levo l'orologio, Tony è 2 metri, quindi... Poi tocca a lui poi in realtà, tocca a lui. Esatto. Benissimo. Dopo gli attassati che farete?
Stiamo già portando avanti abbiamo dei progetti belli in cantiere, come succede a tutti, speriamo ce li fanno fare, ecco, ma abbiamo delle cose belle, davvero belle in cantiere. In TV o al cinema, sulla rete, soprattutto dove? In questo momento, diciamo, parlando del film, si prosegue anche con una carriera cinematografica. Quindi, cinematografiche, sicuramente ci saranno anche dei programmi nuovi che stiamo già scrivendo, però questo dopo. Bene, vi dovrete godere prima di tutto il successo che sicuramente arriverà con Attassati. Tony Matranga e Emanuele Minafò, grazie per essere stati con noi, in bocca al lupo e complimenti, e noi adesso altri comici, naturalmente quelli di Insieme. Siciliologo, Benissimo. è bello sottolinearlo. Grazie Mauro Pulpito. Questa sera faccio una domanda secca, chi sbaglia lo butto fuori. Chi comanda in Sicilia, l'uomo o la donna? Così mi piace. C'è stato un signore che stava provando, già si picchiato un po' la tara moglie. Chi comanda in Sicilia, l'uomo o la donna? Noi ce lo chiediamo da sempre, ed è importante che lo facciamo perché l'uomo siciliano è sempre stato disegnato in una certa maniera, l'uomo tutto d'un pezzo. Io ricordo che quando ero ragazzino c'era una discussione in famiglia, mio zio Gioacchino che litigava con le sue sorelle per la vendita della casa dei nonni. E lì c'è stata una scena che ha fatto capire veramente tutto, perché l'uomo tutto d'un pezzo siciliano aveva un suo peso, perché a un certo punto gli disse: allora andiamo a fare male le scosse, la vendiamo 50 milioni e ci leviamo il pensiero. Le sue sorelle solo volevano mangiare. Ma che stai scherzando? Perciò la casa di mamma e di papà la buttiamo così, ma non esiste proprio. E allora basta, andiamo a sedere, chi li porta i pantaloni in casa? Un sogno io, un mascolo di casa sogno io, e si fa come dico io, e poi morissime mogliere. Chi comanda in Sicilia, l'uomo o la donna, ce lo chiediamo, ma una discussione che c'è stata tra una coppia di amici miei mi ha fatto capire chi ha lo scettro del potere in mano. Lui guarda lei e dice: amo, tu senza di me non puoi fare niente. Amo, tu senza di me un figlio non lo puoi fare, perché se io non calo l'asso, tu vai liscio. Lei non si scompone e risponde: amo, da quando c'è la banca del seme, se l'asso non lo cali subito, te resta nelle mano. Chi comanda in Sicilia, l'uomo o la donna? Noi ce lo chiediamo, ma è chiaro che in Sicilia comanda la donna, perché tutto ciò che è maschio appena mette piede qua diventa femmina. Da noi il fico d'India diventa a figurigna, il tonno diventa a tunnina e il cucchiaio di legno da noi diventa a cucchiare legno. E chi ce l'ha in mano sempre a cucchiare legno? La mamma, la donna. E mentre in Italia col cucchiaio di legno si cucina, in Sicilia che a cucchiare legno si cafodda. Mia madre se la portava nella borsetta sempre appresso così, a tipo poi la chiave. Appena faceva una minchiatella lei aveva questo gesto, faceva ah! Facciamolo tutti assieme, 3, 2, 1 ah! Ancora una volta. L'avete picchiato provati, vaccinata la mamma. Dopodiché mi mostrava a cucchiare legno e mi faceva, appena arrivavamo a casa, ne faceva i conta. Io dicevo: mamma, non sono bravo in matematica. Non ti preoccupare, ne facciamo, sai come? Ah, femminina. Arrivavamo a casa e mi faceva: vieni qua. No, ti disse vieni qua. No, non ti faccio niente, vieni qua. Che cucchiare legno non ti faccio niente. Io non ci andavo e lei dimostrava che era meglio di un ingegnere fisico nucleare, precisa. Lanciava a cucchiare legno, sa cucchiare legno mi picchiava anch'io, pam! E poi le ritornava sempre indietro a tipo boomerang, ma chi l'aveva telecomandata? L'aveva sempre in mano e cominciava a cafuddare su, e cafuddare su, e cafuddare là, e cafuddava in testa. Mi faceva nero e quando aveva finito chiudeva con la frase che era: è appena arrivato padre. L'hanno pigliato tutti, vaccinati da mamma, ci hanno fatto bene, siamo cresciuti così. Tornava mio padre, lei non gli dava il tempo di aprire la porta, ci andava e ci faceva: sai che fece tuo figlio fece questo e questo, niente c'è a dire, niente c'è a fare. Mio padre: basta lui, è piccerito.
Mio padre capiva che ce n'erano poro pedo. Non ti preoccupare, ci penso io. Andiamo. Stefano, vieni qua. Che c'è, papà? Vieni qua. Lo vedi tu? La prossima volta che torno a casa e tua madre mi dice che tu hai fatto questo, questo e questo, sai che te faccio? Sai che te faccio? Sai che te faccio? No. Ciurica a tua madre, ciurico. Signori, noi ce lo chiediamo ancora, ma per esempio in cucina chi comanda? Comanda. La donna dice, che faccio? Calopenne o fusilli? Vabbè, calapenne, o in me calavi fusilli. Come la vuoi, con la zucchina o col tonno? Facciamola col tonno. La zucchina che fa, sai? Ci vuoi formaggio? Sì. Scinno vaccatte, caffeneo. Oh, mio zio si sente tutto chef, no? E fa questi piatti da chef. Lui cucina 3 cubetti di carne di cervo con salicornia, 9 grammi. Mia madre quando fa la pasta al forno ne fa 2 kg per 4 persone e dice, facciamo che è picca. Lui per prenderla in giro fa, vabbè, fai sempre la classica pasta al forno perché sei la classica donna che non si evolve mai, è lei. E tu fai la carne di cervo, c'è bisogno che tu spiego perché. Insomma, signori, è evidente che in Sicilia comanda la donna perché la donna è come la stessa Sicilia o la Sicilia è come la stessa donna, una bella femmina che non vorresti mai lasciare, perché come dice il proverbio, babbaluce a sucare e femmine a basare sono cose che te possono saziare. Siciliologo Stefano Piazza. Stefano Piazza e tutti gli altri giovedì alle 21:30 con Insieme. E adesso è il momento delle stelle, le stelle che non conoscono confini anche nel mondo del motociclismo e dell'automobilismo. È vero Marco Amato? Buongiorno. Buongiorno a te, buon caffè. Beato te. Grazie. Allora, di chi ci parli oggi? Di quale campione ci parli? Ma allora, mi ha molto incuriosito intanto la vittoria di Sainz. Carlos Sainz ha ottenuto una bellissima vittoria e il motomondiale, una manifestazione che va avanti dal 1949, che ha visto l'avvicendarsi di tantissime case costruttrici, tra cui anche quelle italiane. Assolutamente interessante la maniera in cui è intervenuto su un incidente peraltro di un altro collega. Ecco, Sainz è del segno zodiacale della Vergine, un 1 settembre. Vi ricordo che siamo proprio nel periodo corrispondente, quindi come al solito vi racconto che le stelle hanno un'incidenza positiva proprio per i segni zodiacali quando, soprattutto nello sport, è in auge il segno zodiacale della persona che gareggia. Ecco, la Vergine è un segno di conservazione, di ordine e soprattutto di metodo. Ecco, i segni di terra che vengono indicati classicamente poco portati per alcuni sport ma molto per altri. La terra è il segno del concreto ed è l'elemento della costanza e della perseveranza, quindi i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno in realtà sanno dare tantissimo. Sainz mi è molto piaciuto proprio perché è intervenuto anche su un incidente di un altro collega che è quello di Pecco Bagnaia. Bagnaia è stato curiosamente vittima di un incidente sfortunato ad una prima curva, è andato giù e chiaramente i concorrenti dopo lo hanno attraversato, addirittura un collega è proprio passato sopra una delle sue gambe. Non ha riportato nessuna frattura e nessuna lesione. Vi incuriosirà sapere che Pecco è del segno del Capricorno. Il Capricorno, anch'esso segno di terra e della resistenza, ma quello che è sorprendente è che è il segno delle ossa. Ed è proprio la caratteristica è proprio la caratteristica principale del Capricorno, la resistenza e l'inossidabilità al tempo. Quindi bravo Pecco che già subito si rialza e pensa immediatamente all'obiettivo dopo. Oggi Luna in Toro, quindi favoritissimi proprio Toro, Vergine e Capricorno, i segni di terra
Giove, vi ricordo, si è fermato, per cui abbiamo tutti bisogno di una maggiore sintesi di razionalizzazione oggettiva. Ottimo per Cancro e Pesci. Lo Scorpione in opposizione guarda tutto in una prospettiva nuova, pensando a come imparare. Ariete e Bilancia dovranno riflettere un po' meglio sulla fattibilità delle cose, mentre Acquario e Leone, che in genere sono sempre volitivi e trasgressivi, oggi si ritirano in una certa austera razionalità. Ah, capito. Benissimo, grazie Marco Amato, buon caffè, buona giornata naturalmente. Buona A giornata proposito, a voi. Eccoti, eccola, beato te che bevi lì il tuo bellissimo beverone. Abbiamo notizie da Sì, visto che Ciro Parci. abbiamo parlato di velocità, allora io però mi collego però Sì. con il codice della strada, perché c'è una sentenza della Cassazione che dice che l'autovelox va segnalato almeno 1 chilometro prima. Se il cartello che indica la presenza di un rilevatore elettronico di velocità non è ben visibile in una distanza adeguata, l'eventuale multa può essere annullata. Un suggerimento per gli automobilisti. Questa è una buona notizia, grazie Angelo, benissimo. Lo sapevi tu che il 5 settembre, guarda, ce lo scrivono sempre più piccolo per Esatto. mettere alla prova, dice vediamo se questi ci vedono che hanno una certa età. Allora, il 5 settembre del lontano 1935 fu un giorno cruciale per la storia d'Italia. In questa data fu ufficializzata la nascita del Granducato di Milano. No, 1395, che ho detto 1935, c'era il regime, scusate, 1395, Granducato di Toscana che comprendeva Lombardia, Emilia, Toscana e Canton Ticino. Gian Galeazzo Visconti venne nominato duca dall'imperatore del Sacro Romano Impero Venceslao e così iniziò un lungo capitolo della storia italiana che sarebbe durato fino al 1797. Le ho lette tutte le cifre, malgrado i caratteri minuscoli. Allora, siamo nel 1638, 5 settembre. Fu il giorno in cui venne al mondo Luigi XIV di Borbone, Eccolo qua, che era guardalo. noto come il Re Sole, con un regno straordinariamente lungo che durò 72 anni, dal 1643 al 1715. Luigi XIV lasciò un'impronta indelebile nella storia della Francia e anche dell'Europa. Ma andando un po' più avanti, siamo nel 1698, lo zar Pietro I di Russia, ecco qui, stiamo vedendo, aveva una strana idea in testa. In un tentativo di occidentalizzare il popolo delle steppe, impose una tassa sulle barbe. Tutti gli uomini dovevano sborsare 100 rubli all'anno per portare la barba. Fortunatamente questa tassa venne abolita poi nel 1772. Immaginate Dostoevsky, Chekhov e anche il buon vecchio Tolstoi senza barba. Bella, bellissima questa. Nel 1885, 5 settembre, Sylvanus Bowser di Fort Wayne, siamo nell'Indiana States, rese la vita più facile a tutti i conducenti stanchi delle code davanti alla stazione di benzina, che non se ne può più di stare qua. E ha creato il primo modello di pompa per benzina in una cisterna racchiusa in una botte di legno con valvole, pompa a santuffo, tubo di gomma e rubietto. Insomma, ha segnato l'inizio delle stazioni di servizio. 1885, America. Io? Dove c'è io, giusto? Perché non ci vedo. Nel 1938, 5 settembre, Vittorio Emanuele III firmò il Regio Decreto, questo qua, del 1390. Questa è una cosa orrenda. Provvedimenti per la difesa della razza, è una cosa schifosissima. Primo atto normativo del governo Mussolini contro gli ebrei, veramente una pagina orrenda, sinistro presato degli orrori dell'Olocausto che sarebbero seguiti, veramente qualcosa le leggi di cui razziali, vergognarsi. diciamo così. Ecco. Siamo nel 1972, 5 settembre, durante i Giochi Olimpici di Monaco il gruppo terroristico palestinese Settembre Nero uccise 2 atleti israeliani e ne prese in ostaggio altri 9. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine si trasformò in un tragico bagno di sangue noto come il massacro di Monaco. E poi ancora, 1975,
Alice Fromm, vestita da suora, tentò di uccidere il presidente americano Ford mentre usciva da un hotel a Sacramento, in California. Mentre in Italia purtroppo soltanto il 5 settembre del 1981 venne abolito il matrimonio riparatore grazie alla eroica Franca Viola siciliana, che annullava gli effetti penali di uno stupro qualora la vittima avesse acconsentito a sposare il suo assalitore. Un primo importante passo verso la giustizia per le vittime di violenza sessuale. Guardate un po', queste erano le donne dell'epoca. E non possiamo dimenticare Madre Teresa di Calcutta, scomparsa il 5 settembre del 1997 in India all'età di 87 anni. Nel 1979 le fu assegnato il premio Nobel per la pace per la sua dedizione all'aiuto ai poveri, ai malati in tutto il mondo, e verrà canonizzata da Papa Francesco il 4 settembre 2016. Chiudiamo con la musica, e che musica quella che piace a noi. Un rock. Ecco, il 6 settembre 1946 nasceva un'icona della musica, guardate, quando era giovane, Freddie Mercury, cantante, compositore, frontman della leggendaria band dei Queen, La Regina, si chiamava così il gruppo, però sono inglesi, no? La Regina, gli inglesi sono così. La sua voce straordinaria e il suo carisma lo hanno reso uno dei più amati artisti della storia della musica, e come omaggio a Freddie Mercury vi regaliamo una delle sue più indimenticabili rappresentazioni, che poi è il titolo del film che è stato recentemente è uscito in sala, Bohemian Rhapsody. Buon ascolto e buona giornata, a domani con Buongiorno Sicilia. Vai Freddie Mercury.